Antille Congo, che è una rotta esotica per eccellenza. Infatti su queste navi c'erano un musico, un musicista e dei maestri di danza. Scesi dalla nave, questi marinai diffusero queste danze che in seguito a successive modifiche portarono poi agli attuali Congo. Nelle lande di Congo, ogni regione delle lande, il Congo ha dei passi diversi, fermo restando che il passo base sembra molto riguarda delle configurazioni leggermente diverse, quindi ogni regione ha il suo Congo. Il Congo che facciamo questa sera è un Congo base, il Congo più ballato, il Congo di Capsieu. Nel Congo di Capsieu ci sono due fasi, è diviso in due parti. Ogni parte è divisa in 4 passaggi, ogni passaggio è diviso in 2 passi di rondò, quindi in ogni passaggio ci sono 2 passi di rondò. La danza si svolge come se fosse un corteggiamento, quindi i maschi che ballano inizialmente con una dama vanno a corteggiare la dama dell'altra coppia. Questo finché il partner non se ne accorge, partner che peraltro sta facendo la stessa cosa, quindi anche lui sta corteggiando la dama dell'altra coppia. Quando si accorge che la sua dama è corteggiata dal suo partner, cosa fa? La riprende e con un saltino la riporta al suo fianco destro. Quindi è tutto un gioco di ammiccamenti, di sguardi, di rincorse e niente, facciamo vedere semplicemente una dimostrazione di un Congo base, poi ci potranno essere sopra successive elaborazioni. Noi come gruppo di danza abbiamo fatto un'elaborazione del Congo di Capsieu, però in questa sede insegneremo esclusivamente i passi base del Congo di Capsieu. 4.